Benvenuti nel secondo capitolo di questo corso. Adesso daremo un'occhiata a quelli che sono gli anti-London, cioè i sistemi che il nero può adottare per evitare il disastro contro il sistema di Londra. Quindi il bianco inizia con D4 e qui il nero, io ho deciso di darvi un repertorio sia nel caso voi giochiate D5 che nel caso D5, sia nel caso voi giochiate cavallo F6. In questo modo non dovrete stravolgere il vostro repertorio solo nella speranza che vi giochino il sistema di Londra. Diciamo che si possono individuare dei temi di base che sono comuni in quasi tutti gli anti-London. Come già detto prima, gli anti-London sono quei sistemi che giocano contro il sistema di Londra, quindi giocheranno contro questo alfiere, che è molto forte, e giocheranno contro la casa E5, che anche questa è molto forte. Per raggiungere questi scopi ci sono due mosse che sono molto comuni negli anti-London, che sono cavallo H5, per evitare appunto che questo alfiere possa esprimersi durante la partita, quindi per cambiarlo all'istante, ma soprattutto una mossa che spesso consiglierò è pedone F6, spesso dopo cavallo H5. E anche F6 serve proprio a controllare la casa E5 e in questo modo evitare che il bianco possa metterci un cavallo e attaccare completamente lo schieramento del nero. Ci sono diversi anti-London, spesso si sentono su YouTube in giro sistemi come il seguente: cavallo F6, C6, donna B6. Qual è il problema di questi sistemi? Il problema di questi sistemi è che non sono degli anti-London di cui ci si può fidare, perché il bianco gioca B3 e alla prossima mossa giocherà H3 per i motivi già detti, cavallo F3, al limite C4, e il nero cosa ha ottenuto? Praticamente niente, perché cavallo H5 ancora non la può giocare perché c'è la donna che tiene quella casa. F6, cioè il cavallo in F6 non la può giocare, quindi serve a poco. Un altro sistema che potete adottare è per esempio dopo C5 e 3 la mossa cavallo D5, che sembra quasi paradossale, però in realtà ha un'idea dietro, cioè dopo alfiere G3 giocare donna B6. E il cavallo in D5 sembra messo male, ma in realtà è molto utile. Per esempio controlla la casa C3, quindi il bianco non potrà metterci un cavallo. Inoltre dopo donna per B2 la casa C3 sarà molto importante per metterci appunto un cavallo, o anche volendo la casa B4 per attaccare C2. Ma anche qui qual è il problema? Che il bianco gioca B3 e in questa posizione il nero ha poco o niente. Quindi questi sono un po' i piani che può scegliere il nero. Noi invece andremo a dare un'occhiata ad altri sistemi che colpiscono un pochino più in modo velenoso, che possono dare molto fastidio al bianco. Infatti le due mosse che danno più fastidio al bianco negli anti-London sono, come già detto, cavallo H5, che non è presente infatti negli anti-London che vi ho mostrato come esempi, ma ce n'è anche un'altra che è molto comune ed è la seguente mossa, C per D4. Questa è una presa che in realtà non piace molto a chi gioca il sistema di Londra. Io lo gioco da bianco, quindi posso dire che C per D4 non è una mossa che mi piace quando me la giocano. Perché? Perché dopo E per F4 l'alfiere in F4 è un po' indebolito, si apre la colonna E, insomma non è più una posizione così chiara e solida come lo era prima. Quindi C per D4 sarà un'altra mossa che spesso vi consiglierò. Quindi adesso possiamo cominciare a dare un'occhiata al repertorio dopo D4 D5 contro alfiere F4 subito, quindi non cavallo F3 prima, ma con subito alfiere F4.